e lo sceriffo che anche oggi siamo riusciti a contattare al telefono. Pronto? Buonasera, sceriffo Gentilini. Buonasera a tutti, ciao. La ringraziamo sempre per la sua consueta telefonata che ci fa quasi ogni settimana. Come va, sceriffo? Molto bene. Là tutto bene? Sento che sei da solo o mi sbaglio? Sì, perché Fedro è dovuto tornare a Roma sti giorni per registrare. L'extracomunitario, insomma, se n'è andato. No, ma non è andato lì definitivamente, poi ritornerà, Mi dispiace tanto, No, domani sarà di nuovo con noi, glielo assicuro. Però lei l'ho vista attivo nella manifestazione che ha riunito tutti gli atleti domenica. Cioè, l'ho visto in mezzo ai giovani, agli sportivi. All'ombra longa? No, stavo parlando della Treviso Marathon, sceriffo. Sì, c'è anche quella, vero. Sì, ha premiato lei 2 vincitori italiani, finalmente hanno vinto 2 italiani quest'anno, no? Oddio, italiani è una parola grossa. Perché, scusi, erano tutti italiani? Perché sono teroni? No, ma dai! Sì, sono teroni e quindi italiani è una parola grossa, anzi io direi padani. Sì, ma allora non li ha premiati volentieri? Diciamo che ho dovuto mandare giù qualche rospo. Ah, bene, e com'è andata la Treviso Marathon? Molto bene. Tanta gente, tanti giovani soprattutto. Ci sono stati qualche iscritto in meno che si contano sulle dita di una mano. Sì? Ecco perché abbiamo dovuto mettere dei requisiti. Cioè, quali sono i requisiti, scusi? Intanto bisogna essere positivi all'alcol test. No, ma non è possibile, un atleta... Ma che tipo di alcol test, mi scusi? Quello del Prosecco trevigiano. Ah, chi non beve Prosecco non fa la Treviso Marathon. Certo, per questo abbiamo avuto 2000 iscritti in meno degli anni scorsi. Sì, ma lei mi sa che confonde la Treviso Marathon con l'Ombra Longa. Sono 2 cose diverse, eh? No, le operazioni e le manifestazioni che conduco io sono tutte allo stesso modo. L'ho vinta anche io qualche anno fa la manifestazione. Ha vinto la Treviso Marathon? No, l'Ombra Longa. Ah, ecco, mi sembrava, perché... E come si fa a vincere la Treviso, l'Ombra Longa, mi scusi? Con la penna di Rita e un bicchiere di Prosecco si vincono tutte le battaglie. Ecco, quindi lei è stato il vincitore di una Ombra Longa qualche anno fa. Sì, tu capito. Sì. Beh, non stento a dubitarlo, sinceramente, sceriffo. Diciamo che io ho anche molti allievi, atleti che tiro su personalmente. Qui a destro io a diventare dei bravi piazzalotti. Ah, ho capito. E come si diventa un bravo piazzarotto? Bevendo Prosecco. Eccola lì. Ogni giorno. Bene. Ora devo andare ad allenarmi. Va a correre footing? No, per l'Ombra Longa. Vado a fare rifornimento di Prosecco. La lasciamo all'aperitivo serale allora, sceriffo. Sì, grazie, ciao. Buona serata, salve. Ciao.